Siamo con Roberto Pagan del Baccaro da Fritto, una stagione estiva che sta arrivando alla sua parte conclusiva, siamo in agosto, è stata veramente una festa praticamente tutte le sere, calamaro da passeggio alle tue spalle, ma raccontaci un po' come sta andando questa estate 2024. Bene, salve a tutti, sta andando molto bene, abbiamo avuto una stagione a dir poco entusiasmante. Qui tutte le sere è una festa, abbiamo tanta gente, abbiamo tanta promozione dai nostri clienti, quindi arrivano veramente da tutto il Veneto qui. Ecco, sulle ali dell'entusiasmo, da Roberto, noi sappiamo che voi state preparando anche qualche cosa di speciale, oltre al calamaro da passeggio che abbiamo appunto alle spalle, state preparando qualche cosa di speciale per quello che riguarda appunto questo finale di agosto, questo inizio di settembre. Lo so che sei sempre un po' restio a darci delle anticipazioni, però qualche volta riusciamo a carpirti qualche segreto. Bene, certamente a settembre ci sarà un primo nuovo, diciamo così, lo svelo a metà dei gnocchetti di patate e zucca con del pesce. Quindi, poi ad ottobre ci sarà l'edizione 2024 di Cosa bolle in pentola e anche lì ci saranno tante belle cose da scoprire. I profumi naturalmente non riusciamo a trasmetterli a quelli che sono i nostri lettori, i nostri ascoltatori, però come tu giustamente hai detto c'è tanto che bolle in pentola e questa promozione, questa maniera di comunicare con il resto del Veneto da parte del tuo locale e della Rivavena, ti possiamo dire è veramente molto apprezzato. Sì, noi vediamo con i risultati che tutte le sere noi siamo pieni, c'è la coda, quindi vuol dire che il nostro format di ristorazione è molto apprezzato e siamo molto felici per tutta la Rivavena e prima per noi, insomma. In quelli che sono i rari momenti, Roberto, che tu hai di tempo per poter comunicare appunto con i tuoi clienti, anche con quelli che sono diventati i tuoi amici, quali sono quelle richieste magari di piatti o innovativi o tradizionali che ti vengono poste? Beh, ha molto successo la ciosetta, che abbiamo vinto la prima edizione del Cicchettando a Chioggia, in Rivavena, molto successo e viene tuttora molto richiesta. Poi noi siamo diventati famosi per i bigoli fatti da noi, con l'astice fresco o lo scoglio con l'astice, insomma. E lì vengono veramente da distante per mangiarli. Noi ti ringraziamo Roberto di questi minuti che ci hai dedicato, anche perché alle nostre spalle c'è già diciamo, un movimento per la degustazione del pranzo. Sono delle giornate che dopo i temporali dei giorni scorsi dobbiamo veramente gustarci, come è il tuo credo, al 100%. Bene, un saluto, vi aspettiamo in tanti come al solito. Ciao!